amici di Mosaico, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi mi trovo a Mestre, al Museo M9 per il centenario dell'Ordine degli Ingegneri della città metropolitana di Venezia. 100 anni di professione, opere, trasformazioni urbane e responsabilità civile. Andiamo a scoprire insieme cosa ci raccontano i veri protagonisti di questo importante evento. Benvenuti a Mosaico! Dalla nascita dell'ordine nel 1926 ai grandi temi contemporanei, il centenario non è soltanto una celebrazione, è una lettura della città attraverso il lavoro degli ingegneri tra memoria professionale e sfide future. E il nostro tour qui per il centenario dell'Ordine degli Ingegneri non può che iniziare con il presidente dell'Ordine Ingegneri di Venezia, Mariano Carraro. Perché era così importante celebrare il centenario con una mostra aperta al pubblico? Per far conoscere a tutti i colleghi, ma soprattutto alla cittadinanza, il ruolo che gli ingegneri in questi 100 anni hanno svolto nei confronti della città. Ci sono opere di ingegneria un po' dappertutto, molti non conoscono quello che hanno fatto gli ingegneri per la città di Venezia, per il territorio della città metropolitana, e quindi ecco il motivo per cui abbiamo organizzato una mostra per far vedere e coinvolgere la cittadinanza per le opere di ingegneria di Venezia. Non solo passato ma anche futuro, e di questo ce ne parla molto bene Francesca Domeneghetti, la vicepresidente dell'Ordine Ingegneri di Venezia. Sì, è un momento di transizione per la categoria, il territorio e la società civile ci mettono davanti nuove sfide sempre più complesse e articolate, un territorio fragile che ha necessità di strategie di adattamento e una società che ci mette davanti delle nuove tecnologie, basti pensare anche all'intelligenza artificiale che sviluppa nuove linee ogni giorno ad una velocità che nessuno di noi si aspettava. Dobbiamo essere più attrattivi verso i giovani che vanno valorizzati, come vanno valorizzate le figure femminili nella nostra categoria, che sono ancora molto meno rispetto ai colleghi maschi. Vogliamo uscire da questo centenario, da questi festeggiamenti, con una nuova visione che ci porti a riflettere su quello che sono le opere che vorremmo costruire nei prossimi 100 anni. Ovviamente il centenario riveste un ruolo importante per la Regione del Veneto e qui con me Elisa Venturini, assessore della Regione del Veneto. Che significato ha per la Regione sostenere o partecipare a un'iniziativa come quella di oggi? Innanzitutto è motivo di orgoglio e di apprezzamento per l'attività che è stata svolta, perché si è passati da una diversa visione di un Veneto sicuramente produttivo, dove però all'altare della produttività spesso si è sacrificato l'ambiente, ad un Veneto che ha una sensibilità diversa, ambientale, che vuole esaltare e valorizzare la bellezza e che cerca comunque di preservare l'ambiente, considerando che la tanta bellezza però risulta anche fragile. Sicuramente però il centenario dell'Ordine Ingegneri di Venezia è importante anche a livello nazionale e qui con me c'è il consigliere del CNI Alberto Romaioli. Quanto è importante essere qui oggi e per la nazione vivere e festeggiare questo centenario insieme? Per me è un onore essere qua. In Italia nel 2023 abbiamo festeggiato il secolo di vita dell'ordinamento degli ingegneri italiani. Lentamente nel Paese poi si sono costituiti tutti gli ordini territoriali e uno dei primi è stato l'Ordine di Venezia, che tanto ha dato al territorio e alla collettività per aver dato la luce e aver fatto crescere e formare tanti ingegneri che hanno dato lustro non solo al Veneto ma anche a tutto il Paese. Quindi per noi è un onore essere qui oggi a fianco dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Maurizio Pozzato, il vicepresidente vicario dell'Ordine Ingegneri di Venezia, è stato colui che sicuramente con tanto impegno e tanta passione si è occupato di ricostruire la storia di questi 100 anni. Sì, io mi sono dedicato praticamente all'archivio.
Ho preso in mano l'archivio dell'ordine, mi sono tuffato e da lì ho tratto tutte le considerazioni che poi sono riportate nel libro, nella mia parte che ho scritto, e anche ho fornito documentazione anche agli altri autori. E di tutta questa storia c'è un documento, un'immagine, una vicenda che secondo lei racconta meglio questo secolo di ingegneria veneziana? Potrei raccontare tanti aneddoti, perché tutte le immagini che abbiamo messo dentro il libro sono state lunghe storie per recuperarle, per avere le autorizzazioni, quindi quant'altro. Direi che le immagini che a me piacciono così sono quelle delle sedi, le sedi del nostro ordine, che hanno cambiato nel corso degli anni e di cui è riportata anche la fotografia. Sandro Boato, il presidente del Collegio Ingegneri di Venezia. Qual è stato il rapporto storico tra ordine, collegio e la cultura tecnica veneziana? Allora, il collegio è un organismo molto antico, più antico dell'ordine, perché è stato fondato ai primi del Novecento e ha sempre collaborato con l'ordine degli ingegneri sugli aspetti più culturali della professione e che sviluppa attraverso tutta una serie di attività che riguardano sia l'organizzazione di visite tecniche che visite culturali, che organizzazione di convegni e quant'altro. Quanto è importante conservare e valorizzare la memoria professionale degli ingegneri trasmettendola ai giovani tecnici e ai nuovi iscritti? È sicuramente una cosa importantissima sulla quale noi contiamo molto, tanto per citare un aspetto, una delle attività del collegio è proprio quella di ha istituito un premio tesi di laurea che è dedicato proprio ai giovani neolaureati ingegneri. Attraverso questo cerchiamo di mantenere un contatto diretto proprio con le nuove generazioni, che sono molto diverse da noi, perché adesso ci sono moltissime specializzazioni in più rispetto a quanto non succedeva negli anni passati, ed è giusto che questo nuovo patrimonio culturale venga assorbito sia dall'ordine che dal collegio. Cosa si aspetta e si augura alle nuove generazioni di ingegneri proprio in virtù dei 100 anni che sono già passati? Ma i 100 anni ormai sono passati e noi appunto è giusto celebrarli naturalmente con tutto quello che si sta facendo, ma siamo in un momento storico un po' difficile, questo lo dobbiamo dire, però la fiducia nel futuro deve essere sempre il nostro faro, il nostro pensiero deve andare a loro, e abbiamo visto che le nuove generazioni degli ingegneri che si stanno iscrivendo sia all'ordine che al collegio sono pronti per affrontare questa sfida verso il futuro. Giovanni Agliata di Montereale, il presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini. Il suo intervento qui oggi richiama proprio la figura del nonno Vittorio Cini. Perché è importante inserirla in questo racconto? È importante inserirla in questo racconto perché mio nonno ferrarese venne a Venezia nel 1915 durante la Prima Guerra Mondiale e assieme a Giuseppe Volpi cambiò lo scenario sostanzialmente cittadino. La loro strategia era quella di valorizzare Venezia come turismo e quindi entrando nelle strutture per esempio alberghiere, una compagnia dei grandi alberghi, valorizzare Venezia per quello che era stata la sua storia di porto aperto all'Oriente e quindi società di navigazione, società di assicurazioni, società di brokeraggio, eccetera, ma la cosa assolutamente nuova e originale è stata Marghera. Quindi insediare una zona industriale nella terraferma che desse lavoro, come in effetti ha dato lavoro, pensate che erano circa 40.000 gli operai e le loro famiglie, ma non bastavano gli stabilimenti che era soprattutto petrolchimico, chimica, ma era anche la città giardino di Marghera, che tutt'oggi è lì a dimostrare quale fosse la visione progettuale, la città con appunto le case basse, i loro giardini intorno e il resto. Maurizio De Gennaro, il presidente del Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto. In che modo il ruolo dell'ingegnere entra nella pianificazione territoriale? Il ruolo dell'ingegnere nella pianificazione territoriale è cambiato moltissimo nell'ultimo tempo. Adesso ha assunto un ruolo strategico, quasi centrale, proprio per le proprie competenze e le proprie conoscenze professionali. La pianificazione territoriale è una materia molto complessa, articolata in tantissime materie. Queste materie esprimono dei propri dati, delle proprie esigenze, dei propri percorsi.
La capacità dell'ingegnere è proprio quella, all'interno della pianificazione, ovviamente in staff con architetti, pianificatori, sociologi, statistici, informatici soprattutto. La capacità dell'ingegnere in questa situazione è quella di mettere a sistema i dati, di leggere il territorio, leggere i nuovi codici e poter portare le proprie conoscenze e come ho detto prima, le conoscenze e le competenze professionali in modo che si possano avere una omogeneità dei dati e produrre quegli scenari di sviluppo del territorio, quelle linee guida perché il territorio si possa sviluppare secondo nuovi modelli della città, secondo queste logiche, questi nuovi codici di lettura del territorio. E anche Valerio Volpe, nonché il direttore tecnico dell'Autorità Laguna di Venezia, si trova qui oggi a festeggiare il centenario dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Sappiamo che il Mose è una delle opere più note e discusse legate alla salvaguardia di Venezia. Cosa racconta questa mostra dal punto di vista tecnico anche alla luce del suo contributo nel libro del centenario? Racconta tutto il percorso degli interventi di salvaguardia che negli ultimi decenni sono stati realizzati a cura del Magistrato alle Acque. Oggi entra in campo l'Autorità per la Laguna che eredita gli interventi di salvaguardia, gli interventi sui marginamenti, sulle barene e la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari. Tutte queste opere che sono state realizzate e vengono realizzate in laguna costituiscono il sistema delle opere che sono necessarie alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Qual è la differenza tra il Mose sperimentale e il sistema Mose oggi operativo? Il Mose sperimentale è quello che è stato pensato, progettato e realizzato e che conserva delle caratteristiche di sperimentalità perché è un'opera assolutamente unica al mondo. Oggi il sistema prevede la gestione e la manutenzione delle barriere alle bocche di porto lagunari, ma anche tutti gli altri interventi che sono necessari all'interno della laguna. Andrea Menin, il coordinatore Commissione Trasporti dell'Ordine Ingegneri di Venezia. La difesa di Venezia passa attraverso le grandi opere, ma anche manutenzione, monitoraggio e adattamento quotidiano. Sì, assolutamente, le infrastrutture di trasporto hanno questa caratteristica, hanno la caratteristica, oltre che garantire una difesa, anche garantire una resilienza e soprattutto uno sviluppo sostenibile nel rispetto ovviamente dell'ambiente e anche di quella che è la particolarità di Venezia e della sua laguna, che è inserita in un ambito UNESCO. La mobilità e la modernizzazione urbana sono un tema sicuramente importante anche in vista del futuro per salvaguardare il territorio di Venezia, che è una chicca, ma anche a livello portuale, come ha ben specificato all'interno del libro del centenario. Sì, il Porto di Venezia affonda le sue radici storiche dalla Repubblica Serenissima e si è adattato continuamente a quelle che sono le necessità, l'aspetto storico e sociale e economico che richiedeva all'epoca, e quindi ha continuamente adattato il suo ambito urbanistico, operativo e il suo sviluppo gestionale. Il tour sta giungendo al termine, ma prima ho qui con me Vittorio Baroni, l'organizzatore e il curatore di tutta questa mostra. Qual è il programma? Beh, il programma prevede Mestre, M9, poi Chioggia, la chiesetta di San Martino, e a Sandona di Piave al Museo della Bonifica. E si può anche scaricare tutto il programma e tutti i contenuti a questo link del QR code inquadrando l'immagine. Il percorso espositivo mette insieme opere e figure professionali dove emerge il ruolo dell'ingegnere non solo come progettista ma anche come interprete della complessità del territorio veneziano. E la mostra all'M9 non ci lascia soltanto con un archivio di immagini e documenti, ma anche con una domanda che rimane aperta. Quale ingegneria servirà alla Venezia dei prossimi decenni? E la risposta passa da competenza, capacità di progettare in un luogo unico, raro e in continua evoluzione e responsabilità pubblica. Io vi ringrazio della vostra gentile attenzione e vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, sarà rivedibile sul nostro sito www.tvavicenza.it. L'appuntamento al prossimo Mosaico. Grazie e arrivederci.